ma un bel bruschettone per quest'estate. Protagonista, l'anguria, peperoni, un bel po' di pane fatto al lievito naturale di quello nostro, formaggio feta, qualche goccia di salsa di soia, un olio fatto con olio d'oliva e basilico, sale e un po' d'olio d'oliva. Niente più. What? Ok. Togliamo i semi, così. Anguria pronta, via nel forno microonde. Il nostro carpaccio di anguria è pronto, si è fatto 15 minuti nel forno a massima intensità. Ovviamente il forno nostro è più professionale, magari a casa ce ne vorranno una ventina di minuti. Per tirarlo un po' su di sapore facciamo questo, mettiamo qualche goccia di salsa di soia che lo farà sembrare sempre di più un carpaccio di carne. Mettiamo vicino anche il peperone. Così, altro ingrediente per la nostra bruschettona alternativa, formaggio feta. Ne prendiamo una porzione, la mettiamo in un piccolo contenitore e la sgraniamo un pochettino così, perché lo metteremo così come se fossero dei fiocchi. Bruschettiamo un bello spicchio d'aglio, bruschetta ipercroccante e una bella grattugiatina sopra, così. E mo sì che si parla di bruschetta. La ungiamo un poco, cominciamo col nostro carpaccio di anguria, peperone, carpaccio d'anguria, peperone e di nuovo l'anguria. Ci porterà quella bella acidità, l'olio d'oliva al basilico. Mi raccomando, non vi fate mancare pure qualche bella foglia di basilico. La mia bruschetta alternativa è pronta per la vostra estate e fate i bravi.